Cure palliative e terapia del dolore sono due fiori all'occhiello della pediatria di Padova e il Giro d'Italia, che farà tappa in Prato della Valle il 23 maggio, è l'occasione giusta per ribadire questa eccellenza sanitaria conosciuta in tutta Italia. Ciascuno a suo nodo, insieme siamo rete, è lo slogan che accompagna la terza edizione del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche all'interno della Settimana Rosa. Farà tappa a Padova è il Giro delle cure palliative italiane. Si tratta di una pedalata simulata, la faremo, ma su veri cicloergometri in qualche modo, e vi aspettiamo tutti. Sarà un piccolo segno di solidarietà. Solidarietà per chi? Per tutti i bambini e le loro famiglie affetti da malattie gravi. Ci troveremo, per raffigurare un po' la rete, a pedalare su 6 spin bike che staranno ovviamente ferme sul posto, ma vedremo un guido wall che ci farà vedere il percorso che fanno queste spin bike partendo da Padova verso i vari capoluoghi di provincia. In questo modo raffiguriamo la rete, cioè Padova, che come centro regionale di cure palliative pediatriche corre verso i luoghi dove sono i bambini che necessitano del nostro tipo di cure. L'obiettivo è quello di sensibilizzare su questo tema. In Veneto sono seguiti 307 bambini, ma probabilmente sono almeno 700 quelli che avrebbero bisogno di cure palliative e terapia del dolore. Per questo servono ambulatori e personale ed è l'obiettivo del progetto del nuovo hospice pediatrico. L'appuntamento è domenica dalle 14 alle 20 in Prato della Valle. Ci saranno musica, giochi e perfino una mongolfiera.